Mister Civerati, buon pomeriggio, sconfitta, la quarta in altrettante trasferte. Cosa manca a questa squadra per riuscire a portare il risultato fuori dalle mura amiche? Bella domanda, non lo so. Chiaro che abbiamo due interpretazioni diverse. Oggi abbiamo giocato un primo tempo non buono, un secondo tempo un po' medio. Sapevamo che c'era davanti a noi comunque un avversario difficile e ripeto, il primo tempo non mi è piaciuto, il secondo abbiamo cercato di rimettere la partita in parità, non ce l'abbiamo fatta, però è chiaro che abbiamo due atteggiamenti diversi tra quando giochiamo in casa e quando giochiamo fuori, questo è sotto l'occhio di tutti. C'è qualcosa di positivo che si vuole portare a casa? No, quando si perde di positivo si può. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Siamo qua col mister Fedele, buon pomeriggio, partita importante, vittoria altrettanto importante, cosa ne pensa? No, sono molto contento, è molto importante sia a livello di palleggio, a livello di occasioni create. È vero che non abbiamo sfruttato tutto quello che dovevamo sfruttare per poter chiudere prima la partita, però la squadra ha risposto veramente presente dopo un periodo un po' così dal punto di vista delle prestazioni e quindi sono molto soddisfatto. Le è piaciuta la risposta dei suoi giocatori dopo la sconfitta dell'ultimo turno? Sì, ma come avevo detto anche nell'intervista post Solbiate ero stato molto contento della prestazione che avremmo dovuto replicare oggi e infatti i ragazzi sono stati pronti a replicare la prestazione importante che è stata domenica scorsa, fortunatamente con un altro risultato anche perché si sono allenati molto bene in settimana. Forse l'unico rimpianto, magari l'1-0 in alcune occasioni, magari delle scelte sbagliate proprio nell'ultimo passaggio, che magari potevano aumentare il risultato. Sì, no, sicuramente dovevamo essere un pelo più cinici, un pelo più precisi nell'ultima scelta, nell'ultima conclusione, perché comunque alla fine rimane una partita aperta, nonostante secondo me dal punto di vista del gioco non l'è mai stata, e quindi dovevamo sicuramente migliorare da questo punto di vista. Grazie mille.